Se ti comporti bene, la mamma ti compra un gioco nuovo, se ti comporti male, la mamma ti mette in punizione. Bene, ora questo sistema educativo per i bambini potrà essere adottato per i cittadini e lo Stato avrà il ruolo della mamma che elargisce premi e punizioni. E il sistema del credito sociale, già adoperato in maniera diffusa in Cina, dove ai cittadini disobbedienti è stato addirittura impedito l'acquisto di voli aerei. E non è solo il totalitarismo cinese ad aver subito la fascinazione per questo rigido sistema di controllo, perché anche le democrazie occidentali sono state ipnotizzate dai crediti sociali. Vi avevamo dato conto del sistema di patente a punti per gli inquilini delle case popolari di alcuni comuni dell'Emilia-Romagna, per cui dei vasi posizionati in maniera scorretta possono portare alla decurtazione dei punti e nel momento in cui la patente dovesse segnare 0 punti, ecco che scatta lo sfratto immediato. E sempre in Emilia-Romagna il sistema di patente a punti per i cittadini obbedienti sembra trovare terreno fertile ed è ora il Comune di Bologna a lanciare la nuova iniziativa in questo senso. Si chiama Smart Citizen Wallet e al netto della buffata di inutili anglicismi non è nient'altro che l'antipasto preliminare del sistema sperimentato in Cina. Si tratta del portafoglio del cittadino virtuoso, come definito dallo stesso assessore all'agenda digitale Massimo Bugani. Cittadini che saranno quindi valutati in base all'obbedienza all'amministrazione comunale di turno. Cittadino virtuoso che si comporta bene, ovvero differenzia bene, gestisce bene la sua energia in casa, usa i mezzi pubblici per spostarsi e quindi è a favore di una mobilità sostenibile, non prende sanzioni, quindi non ha sanzioni da parte della municipale, ha un'attività culturale per cui con la card di Bologna Welcome è attivo. Intanto Bologna e l'amministrazione gli dice: noi ti vediamo e te lo riconosciamo con un punteggio. In più questo entrerà in una premialità circolare per cui avrà anche dei vantaggi economici effettivi. Quindi chi sa fare la raccolta differenziata, chi non utilizzerà la macchina e chi non prenderà multe dalla polizia municipale potrà beneficiare dei crediti comunali. E si tratta di sconti sui trasporti pubblici, sconti sulle tasse dei rifiuti e sconti sulle attività culturali. Insomma, chi entrerà nel club dei più obbedienti avrà il privilegio di far parte dell'elite dei cittadini di Serie A, che godranno di maggiori diritti rispetto a tutti gli altri. Occorre sottolineare che il progetto di Bologna è ancora in fase sperimentale, che verrà probabilmente reso disponibile a partire da quest'estate. Ovviamente nessuno sarà costretto a partecipare. Chi vuole darà il consenso scaricando e utilizzando un'apposita applicazione. Ha specificato così l'assessore Bugani. Quella di Bologna non rappresenta però soltanto un vizio stravagante di un'amministrazione locale, ma è uno dei tanti esempi che si stanno diffondendo a macchia d'olio in tutta Italia. Perché il portafoglio virtuale del cittadino ha visto la luce anche nella capitale, a Roma. Il Citizen Wallet è una piattaforma di premialità che incentiva i comportamenti virtuosi messi in atto dai city user, volti a migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della città, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Si legge così sul sito del Comune di Roma. E queste iniziative locali sembrano trovare legittimità anche a livello governativo. In particolare il ministro per l'innovazione digitale, nonché frequentatore del gruppo lobbistico Bilderberg, Vittorio Colau, aveva recentemente accennato all'introduzione della piattaforma digitale ID Pay, che consentirà di standardizzare e digitalizzare esattamente i processi di erogazione dei benefici economici pubblici. E risulta poi ridondante ricordare poi come il principio alla base del credito sociale sia in netto contrasto con quanto enunciato all'interno della Costituzione italiana, in particolare all'articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Insomma, non c'è scritto da nessuna parte che la multa di un vigile può limitare i diritti di un cittadino. Noi siamo molto preoccupati di questa manovra proposta dalla maggioranza di centrosinistra perché sa molto di credito sociale cinese, una card che stabilisce se sei stato bravo o no, e anche qui noi non riusciamo a capire quali siano i metri di giudizio, quali siano le valutazioni, chi farà le valutazioni, perché questa è una valutazione di merito che potrebbe essere molto pericolosa. Assomiglia molto al grande fratello di Orwell. Io ti controllo, ti entro dentro la casa, ti dico se ti stai muovendo per bene sui mezzi pubblici, perché parliamo di questo, se stai consumando la giusta energia, se stai facendo bene la raccolta differenziata come ti ho detto, e quindi questo per noi è molto pericoloso
perché va a minare non solo la libertà personale, ma anche la privacy di cui si parla regolarmente. E la cosa che ci preoccupa è, anche se non viene imposta una ovvia obbligatorietà, è immaginare che alcuni servizi si possono fare ricevere soltanto tramite questa app, tramite questo portafoglio digitale, che è esattamente quello che succede in Cina. In Cina, sin da ragazzini, si viene valutati sulla bontà di come io mi sto comportando come cittadino, con una compressione incredibile della libertà personale. Da questo punto di vista, noi di Fratelli d'Italia ci opporremo in tutti i modi. Appena arriverà in commissione ed in comune qualsiasi tipo di delibera o verrà approvata in giunta, cercheremo con le unghie e con i denti di difendere la libertà dei cittadini bolognesi.